La nostra preoccupazione però è dovuta, se noi guardiamo un po' i mass media, guardiamo un po' le varie piattaforme digitali, c'è un proliferare di attività al di fuori di quelle diciamo canoniche, di quelle autorizzate, per cui diciamo invitiamo un po' le autorità a guardare nel mentre e nel durante di queste manifestazioni per un discorso di sicurezza e per un discorso di legalità. Dati alla mano, il 25% delle attività hanno chiuso definitivamente. Diciamo un altro 15-20% è stato dato dall'abusivismo, per cui sono stati anni particolarmente difficili. Per quello che chiediamo a voce alta alle autorità competenti di vigilare in questo, perché dovremmo essere tutelati insomma, come tutte le altre attività commerciali. I due punti fondamentali sono la sicurezza, ci sono molti ambienti che sono angusti, che non sono dotati di via di sicurezza e di tutte quelle norme che dovrebbero avere, e poi c'è diciamo, la concorrenza leale in termini proprio di evasione fiscale. Abbiamo sempre espresso, anche negli anni scorsi, questa costa ha espresso il meglio del divertimento notturno, e quindi sicuramente anche il prossimo anno, visto che non avremo più limitazioni, saremo in grado di programmare fortunatamente il nostro lavoro con date di aperture certe, con le chiusure certe, insomma riuscire a riprendersi in mano la nostra attività come si deve. I primi sintomi nelle programmazioni delle prenotazioni dei tour operator sono buone per questa costa, per cui poi abbiamo sempre detto che c'è un giorno ma c'è una notte, e la notte negli anni e nel tempo insomma ci hanno sempre distinto rispetto ad altre coste.